Positivo il riscontro che la città ha avuto alla manifestazione per l'ultimo dell'anno, che ha visto in piazza Stazione l'esibizione del noto cantante Achille Lauro con il sempre bravo Lello Analfino, l'intrammontabile Riccardo Gazzi, Silvio Schembi presentatore. La città ha retto bene alla massa di persone, si parla di oltre 10.000 che si sono recati in piazza. E intanto in una nota stampa l'assessore Costantino Ciulla afferma come abbiamo vissuto una notte di Capodanno unica, speriamo di aver regalato alla nostra città un momento di spensieratezza e di allegria, festeggiando tutti insieme l'inizio del 2023. Abbiamo visto Piazza Marconi gremita, eravate in tantissimi e abbiamo lavorato intensamente per permettere lo svolgimento di questo evento in sicurezza. Oggi la piazza era pulita e pronta a tornare alla sua quotidianità. Ci tengo, continua l'assessore Ciulla, a ringraziare particolarmente la Prefettura, la Questura, i componenti della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le forze dell'ordine, la Polizia locale, la Protezione Civile comunale e provinciale, gli uomini e le donne della security e dell'assistenza sanitaria per il lavoro svolto. L'assessore Ciulla continua dicendo: ringrazio il sindaco e l'amministrazione per aver sostenuto e creduto in questa piccola grande sfida. Il ringraziamento di Ciulla va anche all'assessorato al turismo, sport e spettacolo, alla Regione Siciliana, al Ministero del Turismo, al Parco della Valle dei Templi, alla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, al Distretto Turistico Valle dei Templi e a tutto lo staff dell'organizzazione, ringraziando gli artisti che hanno calcato il palco che chiude il 2022 aprendo il 2023 con buoni propositi per far sì che la nostra amata Agrigento possa essere fiore all'occhiello della nostra provincia e della nostra regione in termini di offerta culturale e turistica. Intanto, ad aspettare il 1° gennaio del 2023, sul palco c'erano appunto il sindaco Miccichè, l'assessore Ciulla, l'onorevole Lillo Pisano. Mancano 45 secondi, veloce! Effettivamente le forze dell'ordine per quello che stanno facendo, per l'impegno massivo, tutti quelli che hanno anche contribuito alla riuscita di questo evento. Voglio ringraziare anche le Ferrovie dello Stato con Assapolo Gargiù e a Pietro Fattori. Però voglio dedicare anche questa serata a coloro i quali stasera non sono qui con noi, agli anziani, ai poveri, a chi soffre per la guerra. Sì, e spero che sia il 2023 foriero e che ci porti pace. Fermi tutti, sindaco! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Buon anno, Agrigento! Buon anno a tutti! Oh, facciamogli fare il trenino! Tu, Schembri, fagli fare il trenino! Vada sindaco, il trenino, che fa il trenino, vada sindaco che ne portiamo la reputazione, vada! Non vorrei mai essere su questo palco in questo momento! Il sindaco della città, seguito da Lillo Pisano che ha fatto la pietra! Fabrizio Gaiba, l'assessore Costantino Ciulla, la cantiamo! Auguri Schembri! Auguri Gazze! Auguri Bestia! Basta nemico! Dai su! Facciamo un po' un gioco di luci, prendi un gioco di luci! Auguri a tutti! Oh sì, ci sono già stato, ma non sei mia, non sei più, lo so, che belli, che non so più poi ti trovo, sono qui, fai di me quel che vuoi, fallo davvero, sono qui, fai di me quel che vuoi, non mi sfiora, Agrigento, 3, 2, 1! Dimmi una bugia e la bevo, ti sono ubriaco.
lo vedevo, è stabile, fragile, non la sento solo